Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, ultime giornate della Superlega e vediamo se riusciamo a fare un miracolo che ormai sembra impossibile. Siamo al De Kuip di Rotterdam, uno stadio vuoto, un Feyenoord che non sta sicuramente giocando bene. Ultima partita senza Gaisk, poi c'era il rientro per le ultime partite. È il quarto posto da 21 punti, noi siamo a 15, mamma mia. Feyenoord penultimo, per quello c'è poca gente. Questa la dobbiamo ovviamente vincere contro una squadra in grossa difficoltà. Thomasson e Van Hooijdonk, le due stelle. Subito fallo. Ho fatto grosso turnover per sta partita, perché c'è bisogno di un turnover. La squadra era distrutta. Attenzione. Ripeto, questa la dobbiamo vincere senza appello. Subito. Ai ai ai. Dai raga. Marcena. Fabio Aurelio. Canobbio, il grande Canobbio. Zaovic. Vedeimar. Pablito subito. Me ne è fermato purtroppo. Djukic. Puro Torres. Rufete. Bravissimo, vai mista. Involati mista verso l'Eternity Glory. Niente. Deschamps. Ma dai. Fallo inappropriato. Bravo Rufete, dai Ruff. Mista niente. Comunque ste mod sono bellissime ma anche durissime. Un po' di confusione. Curo Torres recupera. Zaovic. Mista. Vedeimar. Pablitone. Pablitone. Niente. Dai cazzo, è penultimo però il Feyenoord. Vi prego. Ok. Pablitus. Pablitus, mista mancino, però mista! 1-0 Valencia. Gian Domenico, mista. Perché qua però Aimar inventa il capolavoro. Tanto dedichiamo ad Aimar la copertina, poi vediamo. 1-0, Gian Domenico mista su assist del pagliasso Aimar. El pagliasso Pablito Aimar. Fallo per noi, dai, dai, dai. Crediamoci, raga. Mister non è fuori gioco, non è fuori gioco. No, c'è da beffa il primo tiro. Anche il portiere abbiamo cambiato Cannizares che era stanco anche lui. Puro Torres. Rufete. Ma non gioca Pier Van Hooijdonk, incredibile. Mista. Rufete. Aimar non ci arriva. Pablito che riceve il tornare nel colpo di testa, la sua arma di seduzione migliore. Buono, Canobbio. Dai che il Feyenoord lo vediamo in difficoltà. Mista. Vai Palop. Rinvio di Palop per Canobbio.
Qua un po' di rischi. Ottima uscita Deschamps. Usciamo bene, poi però Didier sbaglia. No. Bravo. Niente, ancora cagate però. Liberiamo bene. No. E invece si va Canobbio. Canobbio è il nostro idolo. Aimar. Pablito. L'inventore. Pablito. Inventa ancora. Per Mista. Aimar. Peccato. È un solo grido. Tanto vediamo Mendieta in tribuna che sta scalpitando. Dovrebbe rientrare la settimana prossima. Non ci credo. Gol del Feyenoord. Incredibile Ono. 1-1 immeritatissimo. Incredibile oh. Non teniamo un vantaggio. Attenzione, Mista sbaglia. Brutta mazzata che al primo tiro. Uno a uno. Al De Kuip. Bravissimo qua Zaovic. Zaovic per Pablito. Pablitus. Ah, lento Pablitus. Ma non si può non vincere neanche questa, però dai, ma che palle. Palop ha fatto un errore incredibile sul suo palo, era un tiro parabilissimo. Canobbio. Niente. Errori su errori. Attenzione Aimar. Aimar la recupera. No, di là. Ma dai, ma doveva darla in fascia, dai, vabbè. Secondo tempo. Eravamo bene in vantaggio. Prendiamo un gol balordissimo. E adesso è dura, raga. Mista. Aimar niente da fare. Stadio vuoto. Ma comunque il Feyenoord c'è la partita della vita proprio oggi. Marcena. Fabio. Aurelio. Deschamps. Aimar. Zaovic. Mista. Grande Mista. Grande Giandomenico. Vai Giandomenico, misto. Ah, niente. Aimar, il pagliasso. Mista. Mamma mia, in curva. Non riusciamo a trovare il gol del 2-1 purtroppo. Mista. Pederufete. Aimar. Zaovic. Mista? No, ma solo perché non è il tuo piede non puoi tirare così. Però dai, no, lo tolgo. Non posso accettare un coglione. Mettiamo anche Vincenzo, anche se è stanco. Incredibile. Incredibile l'errore di Ruffè, cioè di Mista. Dai John, ti prego, Kerio. Fammi un gol. Guarda che culo. Aucio. Puro Torres. Vincenzo, vai Vincenzo.
Vincenzo Scinvola, Vincenzo Scinvola. Per Kerio. Vlahovic. Ancora per John Kerio. Aimar, niente da fare. Vai John, bravissimo John, qua fa una gran cosa John. Ma dopo 63esimo nazionale, altro pareggio, no, però contro la penultima. Rufete. Vlahovic. Aimar, fuori gioco ovviamente. Non vinciamo mai, non vinciamo mai. Vai Deschamps. Vlahovic. Per Vincenzo. Mancano 20 minuti. Bravo Vincenzo. Kerio. Prima di Kerio che è lento come veramente un legno. Non so neanche come definirlo. Un tronco. Quello che volete voi. Vincenzo. Vincenzo la perde. Ancora rimessa per noi. Vlahovic. Calcio d'angolo. Pablito. Vlahovic. Niente. Un tiro hanno fatto. Zio Ken. Rufete. E Vlahovic la perde l'ennesimo pallone. Fabio Aurelio. Rufete. E ancora errore. Stiamo letteralmente dominando. Ma non basta. Calcio d'angolo, ennesimo. Vlahovic. Bello. Didier. Aimar, di testa Aimar, poretto. Si prospetta l'ennesimo pareggio, incredibile. Aimar per John, vai John. Vlahovic. Ma no, di là. Non sei un coglione allora Vlahovic. Didier. Niente. Marcena. Deschamps. 9 minuti e poi il baratro. Deschamps. Vede Vincenzo Moa. Attenzione, scopertissimo adesso il Feyenoord. Vlahovic, Kerio. Vincenzo da culo Torres. Niente. Non so più cosa fare ragazzi, sono sincero. Un tiro hanno fatto, Dio Cristo, un tiro. Fabio Aurelio, fallo. Marcena. Aimar. Vlahovic, Kerio. Vincenzo. La para Dudek. E già questo fa ridere. Incredibile. Didier. Aimar. Sei fuori gioco, coglionazzo. Vincenzo, forse è l'ultima azione. Vediamo se ce la concede l'arbitro. Vincenzo. Kerio. Entra in area Kerio. Aimar. John Kerio. Vabbè, ma ora sei proprio un coglionazzo Kerio. Niente. Pareggio anche questo. Credo coglioni però, ragazzi. Cioè, non posso vincere, porca miseria. Che palle. Raga, siamo contro il Borussia Dortmund. Anche il Borussia ha poca gente allo stadio. Forza Vicenza, vai. Rientriamo indietro però. Vabbè, siamo a 8 punti al quarto posto. È andata. Borussia 16esimo, ho messo mano anche il Borussia. Purtroppo non riusciamo a trovare la quadratura del cerchio. Segniamo poco
E ci basta prendere un tiro per perdere, per prendere gol. Eccolo qua, ritorna Mendieta. Borussia è una delle maglie più belle della storia, con lo sponsor Continental. Bella squadra del Borussia. Baracca. Devo sollevare la faccia, almeno andare sulla colonnina di sinistra perché... subito al Dortmund. C'è molta delusione. Si pensava una stagione completamente diversa e invece... One disaster, Aymar. Mendieta. Subito Gaetz che fa vedere chi è. Aymar niente. Ruben. Mendietone. Aymar. Ha influito molto purtroppo l'infortunio del nostro capitano. 7 giornate fuori, incredibile. Mai visto. Una sfiga atroce. Angloma. Angloma. La perde. Niente. Non riesco a recuperare palla, è incredibile, oh. Veramente hanno modificato il gameplay perché, cioè, un livello di difficoltà così, cioè, è sopra anche il massimo, secondo me, su certe dinamiche. Vabbè, questo non è mai fallo, però. Super traversa. Niente, sempre forza Vicenza. Mista, niente da fare. Un passaggio giusto ti chiediamo, Giandomenico. Bravo Anglomà. E Vincenzino sbaglia. Aiara la butta super mista. Gaizcone. Gaizcone vede Aymar, ma fuori gioco. Ayala. No, la regala Ayala Reuter. Ayala. Kili Gonzalez. Aymar, dai un contropiede, vai, mista, madonna. Mista, mista si invola, mista, fallaccio su mista, questo è rosso, voglio il rosso. Monito, vabbè. Mendietone per Kili Gonzalez. Kili Gonzalez! Palo. È chiaro. Mista. Mendieta numero mista! Mamma mia, abbiamo una sfiga. Oh. Angloma. Vincenzo, niente. Niente, proprio non capisco sinceramente perché stiamo andando così male. Ocio. Aia. Rosicki, grande Rosicki.
Niente, recuperano sempre loro la palla. In tutti i momenti topici vincono loro la palla. Cioè, è pazzesco. È dura così vincere, eh. Angolo, ma finisce il primo tempo 0-0. Stranamente la stiamo pareggiando. Un palo per parte. Ma recuperiamo una palla in un punto importante, topico dell'azione, dai. Nevralgico. Come volete voi, in un punto fondamentale, niente. Amoroso, Marsio. Mista. La un rimpallo fondamentale non lo vinco mai. È quasi grottesca la cosa. Gezzcone. Mista, ancora fuori gioco, Aymar, ma zio Ken però, Aymar. Ah, il pagliaccio, il pagliaccio. Fuori gioco. Questa involuzione, non riusciamo a fare 2-3 gol a partita mai. Mendieta, bravo per Vincenzo. E niente, Vincenzo, un altro coglionazzo. Aymar recupera. E la perde, ovviamente. Ayala per Vincenzo. Ayala. Aymar, madonna, oh, ma non azzeccano un passaggio però. Cioè, cosa cazzo posso farci io? Ho capito fare le mod competitive, ma ragazzi, non è che possono sbagliare ogni passaggio, però. Vincenzo. Mendieta per Mista. Fili Gonzales. Non c'è spazio. Non ti lasciano un varco, Mista. Mendieta, Mendieta, Mendieta. Fa cagare, dai, vabbè, però fa. Va. Fanno un po' apposta, secondo me, è impossibile. No? Siamo Angulo. Questo era gol, ma niente, deve andare alta. Stiamo pareggiando tutto ormai. Ridley. Carboni. Baracca. Guys, che vede Aymar. No, no, ma dai però Aymar non puoi non stoppare questa. Pablitus. Quindi comunque ragazzi si vede che è tornato Gezzcone, il migliore in campo. Lui ha fatto più occasioni. Ma perché non c'è nessuno di là? Ma mamma mia, mi sta salendo di tutto. No. 74esimo, si prospetta l'ennesimo pareggio. Yuhu! Ma hanno messo qualcosa ai passaggi, che su 10 passaggi ne sbagli 8. Cioè, non vedo altre cose. Perché... ragazzi, è impossibile sbagliare tutti i passaggi. Aymar, Angulo, Angulo, niente, recupera all'ultimo. Torello del Borussia.
Canizares. Niente, la prendono solo loro. Non si può fare niente, la prendono solo loro gli ultimi minuti. Va bene. No, veramente inconcepibile, però. Guarda che roba! Non tocco più un pallone. E niente. E non posso fare niente. Ancora! Mamma mia, ho rischiato anche prendere il gol. Incredibile. Mendieta, Mendieta, Mendieta. Ultimo sussulto. Angulo. Ma perché di là? Ma la... Rotto i coglioni però, cioè veramente è pazzesco. 8 tiri a 3, ennesimo pareggio. Vediamo quante mancano, se no facciamo 5 minuti e finiamo qua perché rotto i coglioni sinceramente. Ne mancano. Ne mancano ancora tantine in realtà, no dai. Siamo in casa contro il Chelsea, ma prevedo schifezze anche qua. Classifica ormai la guardiamo solo per così, per capire chi vincerà il titolo. Poi dopo questo ci sarà invece la Superlega con le migliori italiane e le migliori straniere per chiudere. Vincere al sicuro. Noi decimi, continuamente decimi. Pazzesco. Dai raga, un po' di orgoglio però. Contro un Chelsea fortissimo. Ora giochiamo meglio col Chelsea. Aymar. Mista. Vincenzo. Mendieta. Mista. Mendieta. Cosa fa? Angolo male, recupera. Valencia parte furioso dopo la contestazione dei tifosi. E subito cominciano i rimpalli. Robben. Un Robben giovane. Non è mai stato giovane Robben però. Kili Gonzalez. Aymar. Grande Pablotto. Kili Gonzalez. Aymar di testa, fioi. Aymar, recupera. Udicini, no check, credo sì. Bravo Baracca, stiamo giocando bene. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Attenzione, mamma che rischiata, Carboni. Niente. Angloma. Mendieta. Aymar. Buona azione. C'è proprio la rabbia nei giocatori valenziani. Mista. Aymar. Il pagliaccio, numero del pagliaccio. Mista. Gol, vaffanculo. Giandomenico. Mista. 1-0. Partito bene il Valencia, il Chelsea sembra un po' sulle gambe. Dai che dopo 1000 pareggi forse ci svegliamo. Vincenzo. Prova il tiro Vincenzo, murato. Ma il quarto posto è andato, questo è sicuro. Però salvare la stagione almeno con una qualche vittoria interessante. A me mai sti falli, vabbè.
Carboni. Chili Gonzalez. Mista. Niente. Carboni la regramma Pink Floyd Hasselbike. Che bella squadra quel Chelsea. Fallo che non ho capito. Vai Giandomenico. Aimar. Vincenzo scinvola. Aimar bellissimo per Mendieta. Mendieta la cicca. Ayala. E il pagliasso. Non è fuori gioco, ti prego. Mista. Tanto criticato, ma finalmente si sveglia Giandomenico. Mista. Ci danno il contentino con la vittoria, magari oggi, incredibile. Oggi sembriamo uno squadrone. Mista. Mamma mia. Che rabbia però. Attenzione subito l'imbucata dei londinesi. Gudjonsen. Calcio d'angolo. Jean-Franck Zola. Meno male. Chili. Mista. Mendietone. Aimar, niente. Chili Gonzalez. Bello. Buon primo tempo, finalmente. Chili Gonzalez. Aimar. Pablitus. No. Bravo Baracca. Mista. Gonzalez. Bellissimo. Cosa sublime di Chili Gonzalez. Stiamo giocando male adesso. Già finito il Magic Moment. Attenzione Hasselbike. Pink Floyd Hasselbike. Baracca. Mendieta fermato bene. Mista. Attenzione Mista a caso. Robben. Gudjonsen. Mista la perde ovviamente. Ma non c'è Drogba in panchina Didier. Zola.
Stiamo soffrendo in questa ripresa, eh? Bravo Mendietone, dai. Mendieta, Mendieta, Mendieta! Dai Fiori, dai. Ocho. Bravo Ayala. Gonzales. Mister. Venite a vincere in pallo, ma solo uno. Bravo Gaitzcone. Gonzales, Gonzales. Pablito. Vincenzo. No, ma perché... Madonna, quando fanno sti passaggi li ammazzerei. Baraka. Pablitus. Mendieta. Mendieta. Bello. Io lo dire poco grottesco. Oh, entra Lampadario, grande Francuzzo. Mamma mia, qua il Chelsea sta giocando il secondo tempo molto meglio il Chelsea, eh. Sono molto imprecisi oggi i londinesi. Molto sbilanciato però qua il Chelsea. Molto sbilanciato il Chelsea. Aymar! No! Mamma mia che errore di Pablito. Il Chelsea tutto in avanti ovviamente. Mista. Mista. Mista per la tripletta. Incredibile. Gian Domenico. Valencia oggi strepitoso. Incredibile. Buon Valencia ogni tanto. Una squadra anche forte oltretutto. Mendietone. Mendietone se ne va. Gaitzcone se ne va. Gaitzcone se... Aymar, gol. No! Io credo che qua sia molto anche a forma. Secondo me il Chelsea è fuori forma, allora per quello giochiamo bene. Solo che capita non tante volte. Perché non so spiegarmelo sto cambiamento. Mista. Aia, Lampard, Lampard. Lampard. Sbilanciatissimo il Chelsea, sbilanciatissimo il Chelsea. Aymar, goleada al Camp Nou, al Mestalla. Però era meglio vincerne 4-1-0. Così serve a poco. Almeno torna la vittoria per i valenziani. Allora, vediamo la classifica, dai, almeno. Se abbiamo recuperato qualcosina. Ok, guarda che Chelsea non era messo benissimo. 20 punti.
Siamo a 7 punti dal quarto posto. Possibile. Con 1000 squadre davanti, gol. Abbiamo comunque un mister con 6 gol, quindi e Aimar 5, quindi alla fine neanche messi malissimi. Come assist abbiamo Aimar questa grande stagione comunque. E Angulo 2. Ma buon raga, sotto il quotone veneziano mancano 1, 2, 3, 4, 5 partite, quindi in realtà matematicamente potremo ancora arrivare ai quarti, ma dovremo vincerle tutte. Raga, un saluto da un Kumendo veneziano. Ciao!